Non importa che tutto sia avvenuto virtualmente, per il pubblico ministero Salvatore Velle, il 19enne Salvatore Galante di Porto Empedocle, deve essere rinviato a giudizio per l'imputazione di atti sessuali con minorenne. Pur non essendoci stato alcun contatto fisico fra i due, la circostanza di averla indotta a masturbarsi, secondo il PM, equivale all'aver compiuto il reato. La complessa e delicata vicenda risale ai mesi scorsi e in particolare al periodo compreso fra l'ottobre e il dicembre del 2017. Ieri mattina è iniziata l'udienza preliminare davanti al giudice Stefano Zammuto e c'è stato subito un primo rinvio perché il difensore del ragazzo, l'avvocato Davide Casà, ha anticipato la possibilità di chiedere un rito alternativo quale il giudizio abbreviato o il patteggiamento. In questo caso serve la procura speciale dell'imputato. Il GUP ha concesso il rinvio e l'udienza è stata aggiornata al 20 luglio. Agli atti dell'inchiesta ci sono numerosi screenshot, foto dello schermo relative a una chat di WhatsApp. L'indagine è partita dalla denuncia della madre della ragazza, che una sera si è accorta che la figlia smanettava col telefonino in maniera sospetta e le ha chiesto cosa stesse facendo. Una volta visto lo smartphone, la donna si è accorta di quanto è accaduto.